La situazione economica veneta non è male, è vero però un fatto che c'è una fortissima contrazione dei parametri economici a livello europeo. Noi non essendo un paese fortissimo, queste contrazioni le subiamo in maniera pesantissima. Le subiamo sia quando arrivano sia quando c'è la ripresa. La ripresa da noi è più lenta perché è un paese che ha bisogno di riforme strutturali importanti che non sono ancora state fatte. Dalla recessione ad un nuovo boom economico in stile anni 60, raramente si è assistito a previsioni così diverse sul futuro del nostro sviluppo. In Veneto, dove tra chiari e scuri la situazione appare comunque migliore rispetto al resto del paese, non mancano le preoccupazioni. Noi abbiamo un'economia sana, d'altronde siamo stati, come dire, i primi ad uscire anche dalla crisi che è arrivata dall'America un decennio fa, però, ripeto, dobbiamo mettere in atto tutte quelle armi difensive e offensive per contrastare questa contrazione pesante che arriva dall'Europa. E in un contesto economico in cui tutto è sempre più collegato, si inquadra anche in Veneto il sì o il no alla TAV, che non è affatto questione prettamente piemontese, ma avrebbe conseguenze pure nella nostra regione. Un dibattito aperto anche all'interno del governo e che fa parte dell'ampio capitolo Nuove infrastrutture. L'opera pubblica sprigiona PIL e sprigiona posti di lavoro, diretti e per l'indotto. Quindi fa economia. 2, l'impresa si muove su rotaia, su gomma, su via nave, cioè, servono le infrastrutture, servono i porti, serve l'alta velocità, servono le strade, serve la pedemontana, servono. A meno che non diciamo che ci inventiamo un'economia altra, che oggi non conosciamo, e viviamo in mezzo ai fiori, alle api e ci vogliamo tanto bene.